Ciao a tutti ragazzi, bentornati a 101 Storie Zen. La storia di stasera è parecchio divertente e si intitola Ah sì? Punto di domanda. Parla di come imparare a gestire il comportamento di alcune persone, quelle persone che cercano di incolparci di qualcosa, di responsabilizzarci di un evento che magari non abbiamo fatto o di una cosa che non abbiamo detto in quel modo ma in un altro modo. Cerca di insegnarci un po' a non difenderci, ma a prendere un attimino la giusta distanza dalla situazione. Leggiamola subito assieme. Il maestro di Zen Akuin era decantato dai vicini per la purezza della sua vita. Accanto a lui abitava una bella ragazza giapponese, i cui genitori avevano un negozio di alimentari. Un giorno, come un fulmine a ciel sereno, i genitori scoprirono che era incinta. La cosa mandò i genitori su tutte le furie. La ragazza non voleva confessare chi fosse l'uomo, ma quando non ne poté più di tutte quelle insistenze, finì col dire che era stato il maestro Aquin. I genitori, furibondi, andarono dal maestro. Ah sì? Disse lui con tutta risposta. Quando il bambino nacque, lo portarono da Aquin. Ormai lui aveva perso totalmente la reputazione, cosa che lo lasciava indifferente, ma si occupò del bambino con grande sollecitudine. Si procurava dai vicini il latte e tutto quello che occorreva al piccolo. Dopo un anno la ragazza madre non resistette più. Disse ai genitori la verità. Il vero padre del bambino era un giovanotto che lavorava al mercato del pesce. La madre e il padre della ragazza andarono così subito da Aquin a chiedergli perdono, a fargli tutte le loro scuse e a riprendersi il bambino. Aquin non fece alcuna obiezione. Nel cedere in bambino, tutto quello che disse fu: Ah sì? Diciamo che questa storia porta con sé tanti insegnamenti. Il primo, per i genitori: non bisogna credere per forza che siccome uno è tuo figlio ti dirà sempre la verità. Bisognerebbe anzi pensare che se il problema è grave e la situazione è grave, è probabile che per rifugio e per errore, sbagliando, nasconda quello che può essere una verità scomoda. Quindi di aver avuto in questo caso un bambino con il figlio di uno che lavora al mercato del pesce. Ecco, come anche i genitori quindi possono sbagliare, attenzione, ha sbagliato anche la figlia, mentendo, ma attenzione, non dicendo non vi dirò chi è stato, coinvolgendo qualcuno, tirandolo in mezzo, dicendo eh sì, è stata proprio quella persona che ha una buona reputazione, il maestro Aquin. Questo è già molto più grave, piuttosto meglio proprio dire la verità, non dire niente e soprattutto non coinvolgere qualcuno. Quello è proprio tirare in mezzo qualcuno che non c'entra nulla. Ma il maestro Aquin questo lo aveva ben capito, cioè che la situazione era anche più difficile da gestire e più grande della ragazza stessa. Tant'è che Aquin in questa storia non fa per nulla il bene dei genitori, non fa per nulla il bene della ragazza, fa il bene dell'unica persona che merita il bene in questa storia, il bambino. Ecco, il bello è questo. Aquin sa benissimo che molte persone possono gestire la pressione e quella che può essere un attimo la situazione sotto stress in modo diverso. E cosa fa? Decide di non prendere una posizione, anzi dice solo due parole: ah sì? Cioè, che stupore, che strano. E alla fine i genitori non vanno a fondo sulla cosa, non è che gli dicono sì, ah sì? E alla fine Aquin si prende cura di questo bambino per un anno, perde la sua scuola, perde la reputazione. In tutto questo lui sa comunque che il bambino sta venendo prima anche di lui, anche della sua scuola, anche dei suoi insegnamenti, e questo è molto nobile, molto grande. Secondo me è anche molto figo, nel senso che è proprio un atteggiamento difficile da trovare nella realtà anche di oggi. Difficilmente si farebbe qualcosa del genere oggi. Prendete l'esempio macro della situazione grande che c'è nella storia e portatela comunque nella vostra vita quotidiana in micro, quindi riportatela agli eventi magari un po' più semplici e un po' più facili. Un aspetto importante: Aquin non si pone la domanda chi sta mentendo o chi sta dicendo la verità. Aquin si sofferma sul problema cercando quella che è la soluzione migliore, il bene del momento migliore.
Ebbene, il momento migliore è seguire con sollecitudine questo bambino che i genitori non volevano tenere, che la figlia probabilmente era incapace a, passatemi il termine, a fare da mamma così giovane probabilmente. Ecco, la cosa bella di questa storia è un'altra, che l'insegnamento forte è qui. Quando vi chiedono di fare da giudice in una situazione dove siete stati tirati in mezzo, voi non dovete prendere la campana A, ascoltarla, la campana B, ascoltarla e dire ah, ok, ho capito, tu hai ragione, tu hai torto. No, la verità è che se siete un po' come Aquin, capite che la campana A ha le sue ragioni, la campana B ha le sue ragioni e tutte e due hanno ragione. Un po' come il giudice saggio, c'è proprio un tema filosofico su questo. Ognuno dalla sua prospettiva ha la verità in mano e a modo suo è corretta, è giusta. La verità che noi ci costruiamo in testa è sì qualcosa che teniamo in mano e che è personale. Aquin cosa fa? Ha iniziato a capire che la verità non è né mia né degli altri, è qualcosa che accade e è nel mezzo. È un po' come il fuoco. Tutti vorremmo prenderlo, toccarlo e mantenerlo in mano. Se lo facciamo ci bruciamo. È qualcosa che non appartiene a noi il fuoco, che non possiamo domare o controllare. Nonostante creiamo tutti i nostri barbecue, caminetti, eccetera, gli incendi accadono ancora. E gli errori umani sono anche parte degli incendi ogni tanto, quindi non riusciamo a controllare queste cose. È un po' come cercare di controllare la verità. Non dovete farlo, dovete semplicemente prendere una giusta distanza, che non vuol dire ah io non voglio saperne niente. Va bene, mi ci hanno tirato in mezzo, io faccio quello che reputo più corretto per quella situazione, non per qualcuno, non per qualcun altro, per la situazione, perché la realtà e la verità la sapranno sempre solo loro. Io che non ho vissuto il battibecco che può essere capitato in palestra, io non posso dire tu hai ragione e tu hai torto. Io posso solamente prendere atto che ci sono due anime che non stanno bene o comunque due spiriti che sono in conflitto, in battaglia in questo momento. E il mio compito dovrebbe essere quello di cercare l'armonia e di cercare di far capire che il nemico di solito è quello che ti mette davanti ai tuoi stessi errori e quindi forse non è così nemico come pensiamo. Cerchiamo sempre di avere la mente grande, la mente aperta, perché il nemico più grande da abbattere siamo noi, è il nostro ego, è il fatto di pretendere di avere la verità in mano e di avere sempre ragione. È lì l'errore. Aquin ci insegna che tante volte forse non serve detenere in mano la verità, non serve a niente. La verità non è vostra, la verità non è di nessuno in realtà, la verità è di tutti. Il consiglio è quello di fare come ha fatto lui e restare anche un po' sbalorditi ogni tanto delle cose che accadono, ma di prendere anche le giuste responsabilità se siete stati tirati in mezzo, ma anche, attenzione, le giuste distanze delle volte. Questo perché tante volte capita al giorno d'oggi che anche a lavoro vi scarichino addosso un sacco di compiti, un sacco di cose magari che non sono del tutto vostre o compiti prettamente da svolgere in un certo modo piuttosto che in un altro e la responsabilità poi finisce sempre su di voi. Oppure colleghi che magari vi dicono sì ma io ti avevo detto di fare così, no ma dovevi fare colà. Ecco, non prestate attenzione al colì o al colà, fate il vostro, non vi preoccupate, la vita mette a posto queste persone, lo fa la vita, non serve che fate altro voi. Il mio consiglio è quello di fare come lui, quando serve distanza ma sempre con grande responsabilità. Un saluto e alla prossima storia, ciao!